Lunedì si rientra a scuola, l'anno si apre nell'incertezza degli organici, molte le strutture che sono state ristrutturate e rinnovate per accogliere gli studenti del Tigullio. Chiavari presenta un patto educativo sportivo, dibattito e approfondimento sulle cause dell'abbandono di molti giovani, sottolineata l'importanza degli allenatori e la carenza di strutture. Non convince il depuratore nella zona della colmata di Chiavari a ridosso della scogliera, le perplessità del comitato Giù le mani dal Fiumentella che ha scritto all'Ato e alla Regione Liguria. La festa di fine estate della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio ha animato il lungomare di Rapallo, al centro il desiderio di aprire le porte della chiesa e organizzare un evento nella città per la città. Una nuova sede per la Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, inaugurati i locali che si trovano accanto alla cattedrale. Buongiorno a tutti, ben arrivati alla prima edizione di Tigullio Oggi che apriamo parlando di scuola. Siamo infatti ormai prossimi all'inizio di un nuovo anno scolastico che si presenta nel segno dell'incertezza degli organici. Sul fronte strutturale le amministrazioni in questi giorni hanno verificato il buon esito di interventi di manutenzione dei diversi istituti che sembrano poter accogliere nel migliore dei modi il rientro degli alunni. Lunedì il ritorno tra i banchi per centinaia di studenti alle prese, chi con un debutto, chi con la continuazione del corso di studi, sempre affascinante ma anche faticoso. Se dal punto di vista degli organici ci sono ancora numerose mancanze da colmare, sotto il profilo delle strutture l'anno 2019-2020 sembra partire sotto i migliori auspici. A Sestri Levante gli alunni di via Val di Canepa troveranno una palestra completamente rinnovata con un investimento di circa 65.000 euro. Rifatta l'area verde della scuola materna di via Lombardia, terminata la realizzazione di un nuovo bagno completamente accessibile per gli alunni della scuola di Santa Vittoria, garantiti 4 orienti pomeridiani settimanali per gli alunni della scuola Umberto I. Spazi ampliati e rinnovati per il centro di cottura nella mensa comunale di via Lombardia che verrà inaugurata la settimana prossima. Anche Santa Margherita Ligure è pronta ad accogliere gli allievi nelle strutture cittadine. L'intervento più articolato ha riguardato l'asilo di via Madonnetta, adeguato alle normative di sicurezza. Chiuso il cantiere di lavori alle scuole Scarsella Rossi, per la scuola media Rossi già a luglio è terminata la realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio delle 2 palestre, nuovi bagni a servizio delle aule e nuovi magazzini per la scuola e il comune. I locali della mensa della scuola elementare di Nozzarego Basso sono stati tinteggiati. Dal punto di vista dei servizi, da lunedì si potrà subito beneficiare delle attività del prescuola e del pulmino. La primaria di Cogorno Cap e gli uffici dell'istituto comprensivo saranno temporaneamente spostati a San Salvatore, accanto all'altra scuola primaria e secondaria di primo grado all'interno del villaggio del ragazzo. Per agevolare le famiglie con bambini iscritti, il trasporto sarà effettuato con pulmini a carico del comune. In questi giorni si sono svolti sopralluoghi da parte degli amministratori nei vari istituti. A Lavagna, la nuova dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Valentina Dall'Aquila ha visitato la scuola dell'infanzia Colombo insieme ai consiglieri Elisa Vaccarezza e Luca Sanguinetti e all'insegnante Cristina Chiesa. A Recco il sindaco e gli assessori hanno verificato la conclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria all'istituto scolastico comprensivo che ospiterà 577 alunni. Lunedì sarà una prima assoluta per la rinnovata equipe del liceo scientifico ad indirizzo sportivo Gianelli di Chiavari, che ieri in una affollata assemblea, alla quale ha preso parte anche il vescovo, si è presentata alle famiglie degli alunni. Tutto è pronto dunque per il suono della fatidica prima campanella e auguri. Anche l'aspetto scolastico è al centro del patto sportivo educativo che Chiavari sta presentando in questo fine settimana. Questa mattina all'Auditorium San Francesco sono stati approfonditi diversi aspetti, dal fenomeno dell'abbandono da parte dei ragazzi alla carenza di strutture adeguate dove praticare sport. Sentiamo. Il patto educativo sportivo è un progetto del Comune di Chiavari partito a fine 2017 che prevede l'elaborazione, la condivisione e il rispetto di comportamenti corretti da parte di atleti, allenatori e genitori. In apertura della 2 giorni che la città dedicherà a tutte le discipline sportive ne sono stati approfonditi aspetti e peculiarità. Di sapere innanzitutto perché i ragazzi in una certa fascia d'età facilmente abbandonano lo sport in generale, per poi non riprenderlo più, per poi magari avere stili di vita un po' devianti, situazioni difficili che vanno a complicare comunque il loro percorso di vita. E soprattutto, e oltre questo, capire che cosa si può fare perché questo non avvenga.
Attraverso un questionario distribuito ai ragazzi è stato possibile ricostruire le principali cause dell'abbandono, più frequente nella fascia d'età tra le scuole medie e le superiori. Il ragazzo, se ha tempo, se gli piace, lo continua a fare. Quelli che abbandonano proprio perché hanno poco tempo, perché hanno troppi impegni scolastici e anche perché hanno dei problemi con gli allenatori, no? Un focus particolare è stato dedicato agli allenatori, figura educativa di grande importanza. Certe volte certi comportamenti sono proprio sbagliati, non sono da educatori, invece siamo arrivato a un momento un po' di emergenza educazionale, no? Per cui l'allenatore deve imparare anche a essere educatore. Altro fronte è quello scolastico, un problema cronico è quello dell'assenza di strutture adeguate a promuovere attività sportive. Andare ad individuare quali sono le carenze che le nostre palestre in questa regione hanno, io lo so che ci sono, per cui questo è il messaggio che do. Approfondiamo questo aspetto, potrebbe facilitare non solo i cosiddetti normali a fare attività sportive in palestre che spesso non sono agibili nemmeno per loro, ma soprattutto ai disabili che studiano, che sono studenti, che poiché non possono accedere spesso a queste strutture vengono esonerati. Altro provvedimento da abolire e comunque da contrastare in maniera molto decisa. Domani scenderanno in piazza i rappresentanti di una quarantina di società per una festosa invasione del centro cittadino di Chiavari. La festa dello sport si svolgerà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e sarà possibile assistere alle performance di atleti già affermati, ma anche cimentarsi nelle lezioni di prova che verranno proposte nel corso della giornata. Dalle 18 in poi le premiazioni in piazza Fenice. E in memoria di uno sportivo è stata inaugurata questa mattina a Casarza una mostra di foto e cimeli per ricordare Alberto Massucco, giovane campione di ciclismo nato a Casarza Ligure a 40 anni dalla sua prematura scomparsa a soli 21 anni. La scomparsa di Massucco è avvenuta il 14 luglio del 1979. È stata inaugurata nel centro espositivo Il Cubo di piazza Mazzini a Casarza Ligure alla presenza delle autorità cittadine e di tante persone. In mostra, oltre alle foto, le tante maglie vestite dal giovane campione, arrivata al terzo posto nei mondiali di ciclismo disputati a Losanna, le coppe vinte e le sue biciclette. L'esposizione sarà visitabile nei fine settimana con orario dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero. Un progetto ancora lacunoso che non convince per le sue molte criticità è quello del depuratore di Chiavari che dovrebbe essere realizzato nell'area di Colmata Mare a ridosso della scogliera. Le perplessità sono sollevate dal comitato Giù le mani dal Fiumentella che ha scritto una lettera all'ATO e alla Regione Liguria chiedendo di fare chiarezza e ritornare sulle proprie decisioni. Conoscere il prima possibile il progetto definitivo dell'impianto di depurazione che l'ATO, d'accordo con il Comune di Chiavari, ha intenzione di realizzare nell'area della Colmata Mare a ridosso della scogliera. Lo chiede in una lettera inviata anche alla Regione Liguria e al Comitato Giù le mani dal Fiumentella, ribadendo la contrarietà a quel tipo di impianto e alla sua collocazione. L'ipotesi caldeggiata è quella di un potenziamento dei due impianti esistenti a Chiavari e Lavagna. L'associazione vuole una maggiore trasparenza nella gestione della pratica e se sarà quella la strada percorsa che vengano effettuate tutte le verifiche ambientali previste dalla legge. Diciamo che le difese a mare innanzitutto determinano un'ulteriore alterazione dell'andamento delle correnti del Golfo del Tigullio che andrebbero studiate per poterne preventivamente valutare gli effetti e quindi l'incidenza. Inoltre opere del genere necessitano della valutazione ambientale strategica e probabilmente anche della valutazione di incidenza ambientale come documenti preventivi e i cui esiti sono importanti per determinare in maniera più compiuta la fattibilità di un progetto. Il Comune di Chiavari sembra orientato dunque verso un'ipotesi di comprensoriale tra Lavagna, Cogorno, Carasco e Chiavari nell'area della Colmata. Quali i rischi che voi denunciate e vedete in questo progetto? Basta pensare alla mareggiata di un anno fa, cosa è successo con i depuratori di Santa Margherita e di Recco. Per quanto è vero che sono previste delle difese a mare valutate dal sindaco di un costo superiore a 12 milioni di euro, ma anche la manutenzione di queste difese poi ricadrebbe da farsi probabilmente anno per anno, ricadrebbe sulle bollette degli utenti. Noi manderemo un'istanza appunto all'ATO e alla Regione
proprio per evidenziare questi aspetti in modo che si ritorni ad una scelta più compatibile con il nostro territorio e che possa evitare con questi contenziosi che diventano poi inevitabili l'andare sotto sanzione per alcuni comuni, in primo luogo per Lavagna. Resta interdetto al passaggio il tratto di marciapiede di via 24 aprile a Lavagna sotto il Palazzo Comunale a causa della caduta di alcuni calcinacci dai terrazzi sovrastanti. Il distacco si è verificato ieri sera intorno a mezzanotte. Fortunatamente al momento del crollo sotto non era presente nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno transennato l'area in attesa della messa in sicurezza del marciapiede. Premura alla pagina diocesana, oggi solennità dell'esaltazione della Santa Croce, ricordiamo l'anniversario di ordinazione episcopale del nostro vescovo Alberto Tanasini, avvenuto il 14 settembre 1996 nella cattedrale di San Lorenzo a Genova. Monsignor Tanasini nel pomeriggio alle 18 sarà nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Borzonasca per la celebrazione dell'Eucaristia in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Cristo. Domani alle 11 il vescovo presiederà la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante, dove si venera la Santa Croce. Nel pomeriggio alle 15 il vescovo accompagnerà Don Alberto Gastaldi all'ingresso nella parrocchia di San Giuseppe ai Piani di Ri a Chiavari, di cui diventerà parroco. La festa dell'esaltazione della Santa Croce è celebrata anche nella zona pastorale di San Salvatore. Oggi pomeriggio alle 17:45 nella chiesa di San Salvatore il Vecchio si terrà una conferenza dell'architetto Osvaldo Garbarino dal titolo La reliquia della vera croce alla luce delle recenti ricerche sull'archeologia del Santo Sepolcro. Alle 19 la celebrazione dell'Eucaristia. Cicagna si appresta a festeggiare con particolare solennità Nostra Signora dei Miracoli. Domani alle 10:15 sul piazzale della chiesa sarà accolta la restaurata immagine della Madonna dei Miracoli alla presenza del Cardinal Angelo Bagnasco. Alle 10:30 la Santa Messa solenne, durante la quale sarà incoronata l'immagine di Maria del Bambino. Al termine della messa un breve saluto del parroco. E la parrocchia di Nostra Signora del Ponte a Lavagna celebra la festa del Nostra Signora del Ponte. Domani l'Eucaristia sarà celebrata alle 8 dall'abate Don Stefano Libini, alle 11 la messa solenne presieduta dal vicario generale della diocesi Don Stefano Mazzini. Alle 18:30 il canto dei secondi vespri, alle 19 la messa celebrata da Don Stefano Giupponi e alle 20 la processione mariana alla benedizione eucaristica. A Rapallo, sul lungomare, si è svolta la seconda edizione della festa di fine estate della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, un pomeriggio di gioco, insieme e convivialità che ha riempito il lungomare di ragazzi e bambini di ogni età. La festa di fine estate della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo ha lasciato le mura della Casa della Gioventù per aprirsi a tutta la città e coinvolgere il maggior numero di giovani possibile. Gonfiabili, un calcetto per 22 giocatori, musica e animazione. In tantissimi hanno animato il lungomare divertendosi insieme ai catechisti e agli animatori della parrocchia. La novità grande è il desiderio di uscire, di aprire le porte, di non stare dentro alla Casa della Gioventù, per quanto sia un luogo familiare, bello per tutta la città, ma forse è troppo ristretto. Allora abbiamo detto perché non fare questa festa, che nella sua seconda edizione, non farla nella città e per la città, e quindi, come dice Papa Francesco, aprire le porte, una chiesa dalle porte aperte. E allora, anche grazie alla grande collaborazione del Comune, dell'amministrazione, siamo riusciti a fare questo evento, che naturalmente anche grazie allo spazio più grande e comunque anche in sintonia con quello che è la nostra vocazione, quindi alla dimensione sociale, educativa e ricreativa dei giovani e dei fanciulli. Quanto è stato importante secondo te il fatto di aprire le porte della parrocchia e portare comunque quello che è un ambito parrocchiale proprio al centro città, a tutte le persone? Per me la parrocchia è un punto di riferimento, quindi aprire le porte a tutti, magari perché tutti non vedono che sono inclusi, far rientrare secondo me è una cosa molto, molto bella, perché fa magari conoscere delle persone, fa fare amicizie e direi che è bello. Perché è importante questo evento? Allora, secondo me per stare con i bambini e poi per conoscere di più la gente che si è intorno. Qual è la cosa più importante da tenere a mente per stare insieme ai ragazzi?
Allora, soprattutto il rispetto reciproco e il fatto che sono bambini e non adulti, e quindi farli giocare, farli divertire, quindi fargli conoscere Gesù nel gioco. Nel giorno dell'anniversario dell'incoronazione della venerata immagine di Nostra Signora dell'Orto, la Società Operaia Cattolica ha inaugurato la sua nuova sede che si trova proprio accanto alla Cattedrale di Chiavari, uno spazio adatto alle attività associative e all'innesto di nuovi soci che possano portare linfa vitale al gruppo storico dei volontari. Quando abbiamo fatto i 130 anni dell'Operaia avevo detto che era indispensabile per il prosieguo della nostra società una sede, anche piccola, e un rinnovo generazionale. Ora mi pare che con questo abbiamo già fatto un passo importante, abbiamo un posto di aggregazione dove i soci possono venire e anche nuovi soci possono partecipare. Una società piccola, silenziosa, ma che lavora tanto e tanto fa sia per la Chiesa Cattedrale ma anche proprio per la città. Ma direi che interpreta un po' quello che è il suo presidente, perché a me piace essere sul campo, mi piace operare, sono così, è la mia natura e purtroppo alla mia età è difficile che si possa cambiare. Quindi la società è una società silenziosa ma operante. Quali gli auspici che il Presidente fa per l'associazione per il futuro? Gli auspici sono di progredire sempre di più. Ora facciamo due momenti importanti, il pane benedetto e la pesca di beneficenza, e mi auguro che nuova linfa e nuovi soci abbiano altre iniziative, nuovo Presidente, perché come ho già detto nel 2021 io non mi candiderò più, quindi perché io ritengo che nuove persone abbiano nuove idee e nuove energie. Certamente è una giornata importante per Chiavari, non solo per il mondo cattolico di Chiavari ma per l'intera comunità di Chiavari. Una società che già viveva da 140 anni e che oggi con questa sede certamente aumenterà il servizio nella città di Chiavari. Se le società operaie cattoliche continueranno su questa ombra di cammino, certamente daranno ancora del frutto. Andiamo ora sul sito Vatican News che riferisce dell'incontro tra Papa Francesco e i vescovi orientali cattolici in Europa. Il Papa indica le vie da percorrere per costruire una civiltà dell'incontro. Il mondo ha bisogno di artigiani di dialogo e di seminatori miti del Vangelo dell'amore, di una testimonianza vissuta nella carità che sana le divisioni. L'incontro del Papa con i vescovi riflette la ricchezza rituale della Chiesa Cattolica, non limitata alla tradizione latina. Ci sono i rappresentanti delle chiese della tradizione bizantina, tanti provengono da quella che il Papa definisce la cara Ucraina, ma sono presenti anche i vescovi del Medio Oriente, dell'India e di altre regioni che hanno trovato accoglienza nei paesi europei. È il segno di una Chiesa policroma, mosaico e icona vivente di una testimonianza non uniforme. Le comunità parrocchiali di Moneglia si preparano a salutare il loro parroco Don Massimiliano Pendola, che prenderà possesso della parrocchia di San Paolo in Pila sabato 21 settembre. L'occasione sarà la rappresentazione teatrale del Mago di Oz, che sarà portata in scena domani pomeriggio alle 16 all'Auditorium Burgo di Moneglia. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le altre notizie, gli aggiornamenti e lo sport. Prima pagina di Avvenire, AIDS dimenticato, impennata di contagi tra i giovani, il segno che si è abbassata la guardia, ogni anno 3.500 nuovi casi, 800 decessi, 30.000 malati mal curati. Viaggio nelle case e alloggio, l'ultimo progetto per la prevenzione è stato attuato dalla CEI. Migranti, Parigi e Berlino offrono a Roma più accoglienza. E poi l'allarme, grande incendio in azienda di plastiche, rogo e nube tossica, Avellino chiusa.
La politica, il governo ora è operativo, regionali grandi manovre, nominati 43 sottosegretari. Renzi denuncia mi vogliono isolare, Salvini intanto rivede Berlusconi. Il Papa in Thailandia e 3 città del Giappone, è stato confermato in forma ufficiale il 32esimo viaggio internazionale del Pontefice, che sarà a Bangkok dal 20 al 23 novembre e a Tokyo, Hiroshima e Nagasaki dal 23 al 26. In questi 2 paesi la presenza dei cattolici è piccola. Passiamo al secolo XIX, viadotti, controlli falsati, la sicurezza era a rischio, 9 misure cautelari tra dipendenti e consulenti di Autostrade e SPEA nell'inchiesta parallela, quella sulla strage. Il GIP dice compromessa l'incolumità degli automobilisti, l'azienda, le strutture sono a posto, ci tuteleremo. Intanto il neo sottosegretario Ligure Traversi revoca concessioni, troveremo l'intesa con il ministro, anche il PD apre e in foto vediamo appunto i controlli sui viadotti. Nessun toscano nel governo, i renziani agitano la scissione, nuovo caso nel PD, le nomine non premiano la Liguria. E c'è un unico sottosegretario ligure ed è il deputato Roberto Traversi di Chiavari, onorato ma non mi monto la testa. Traversi unico sottosegretario ligure al parlamentare del Movimento 5 Stelle Infrastrutture e Trasporti, nel 2017 non era riuscito a candidarsi a sindaco. Conti di Lavagna, le motivazioni slittano, il processo contro l''ndrangheta, la Corte ha chiesto una proroga per completare la sentenza, la scadenza era fissata per il 7 di settembre ma saranno necessari altri 30 giorni. Il lavoro Ailex Cassa Integrazione al via a ottobre, durerà un anno, ammortizzatori per un massimo di 88 lavoratori su 260, coinvolti operai e impiegati, l'azienda perde 10 milioni di fatturato per non aver potuto partecipare alle gare. E San Francesco, sicurezza fine cantiere entro il 2022, la gara d'appalto per il nuovo progetto dovrà essere indetta non oltre gennaio, il comune di Rapallo vuole cambiare marcia rispetto al primo lotto, è stato rescisso il contratto. Veniamo ora alle notizie di cronaca. Un rapallese di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, è stato arrestato per rapina impropria e danneggiamento aggravato a resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha cercato di rubare della merce all'interno di un supermercato di Rapallo, ma è stato scoperto e fermato dal responsabile della sicurezza. Oltre ad aver aggredito quest'ultimo, il 37enne, una volta portato in caserma dai carabinieri, ha danneggiato la porta d'ingresso dello stabile con un calcio e ha tentato di aggredire i militari. Questa mattina il rito per direttissima. Ed è stato individuato e denunciato l'autore del furto di una bicicletta elettrica di proprietà di una ragazza di 19 anni di Genova, avvenuto lo scorso 15 agosto a Santa Margherita Ligure. Si tratta di uno straniero di 36 anni residente a Chiavari, pregiudicato, che è stato deferito in stato di libertà. I militari sono risaliti a lui analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. La bicicletta del valore di 1.200 euro è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Altri aggiornamenti anche dalla redazione, per noi oggi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Raffica di incidenti stradali questa mattina nel Tiguglio, 3 quelli che vedono coinvolti moto e auto e si sono verificati appunto sul nostro comprensore. Andiamo in ordine di tempo, il primo questa mattina alle 9.30, intorno alle 9.30 sulla autostrada A12 all'altezza di Zoagli in direzione di Livorno. Un ragazzo a bordo della sua moto è stato tamponato da un'auto cadendo poi sulla carreggiata. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Ci sono stati anche rallentamenti e code in autostrada per permettere appunto i soccorsi del giovane. Scontro tra auto e moto anche a Santa Margherita Ligure, questa volta intorno alle 11.45, sono rimaste coinvolte 2 persone, la più grave, un ragazzo, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova con un trauma facciale. Ed è in corso in questi minuti un intervento, questa volta in via Parma a Chiavari. L'incidente si è verificato intorno alle 12.40, anche in questo caso coinvolti una moto e un'auto. Si segnalano al momento 2 feriti, ma ripeto l'intervento è in corso. In tutti questi casi sono intervenuti sul posto i medici del 118 Tiguglio Soccorso più le pubbliche assistenze. Dalla redazione è tutto, lì nello studio.
Bene, grazie. Apriamo la pagina sportiva parlando di calcio. È in distribuzione il libro del centenario della Lavagnese Calcio. Vediamo la notizia sul nostro sito teleradiopace.com. Un secolo bianconero, il titolo del volume, edito da Geo Edizioni, scritto da Gianluigi Raffo e Carlo Fontanelli. Si può trovare alla segreteria dello Stadio Riboli, in edicola Lavagna, oltre che in alcune librerie di Lavagna e di Chiavari. E sempre per quanto riguarda lo sport, veniamo a Chiavari. Oggi pomeriggio alle 15 allo Stadio Comunale scenderanno in campo Virtus Entella e Frosinone. Sentiamo le interviste nel prepartita. Sarà una partita secondo me anche bella da vedere e niente, vedremo quello che succederà. Noi da parte nostra abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi e vedremo poi quello che sarà il responso del campo. Le chiedo come sta la squadra, come è rientrato Sala della Nazionale e poi se la partita col Genoa, nella quale ha fatto giocare magari qualche giocatore che aveva avuto meno minutaggio, la mette un po' in crisi per qualche dubbio di formazione. Sala è ritornato naturalmente un po' stanco, ha giocato martedì, quindi mi ha fatto scaricare per 2 giorni quasi, però sta bene. La partita col Genova ha dato delle ottime indicazioni, in crisi no, perché comunque sono abituato a lavorare in questo modo, cercando di portarmi dei dubbi fino alla fine. Il problema è quando i dubbi non ce li hai, vuol dire che hai la squadra con i giocatori contati e con poche soluzioni, invece questo ti dà la possibilità di avere soluzioni e quindi che ben vengano questi dubbi, che ben venga la rosa comunque ampia. Siamo solo a settembre, mister, però anche un appello alla città nel godersi questo momento, perché la squadra ha cominciato bene, sta esprimendo un bel calcio, sono arrivati i risultati e quindi nel starvi vicino, godersi appieno questa partita e questo bel momento che state attraversando. Sì, che dura già tanto, perché l'anno scorso comunque abbiamo fatto veramente una bella cavalcata. La città comunque ha risposto, anche se non in maniera straordinariamente massiccia, ma ha risposto, perché rispetto alle prime partite, anche l'anno scorso, nel finale di campionato ci ha sostenuto, ci ha aiutato e quindi è stata veramente una bella cosa. Adesso la squadra ha bisogno, oltretutto, quindi è vero che stiamo facendo bene, sta facendo bene, sono ragazzi che meritano veramente di essere sostenuti e ripeto, sono ragazzi che rappresentano anche la città e la tifoseria stessa, quindi la tifoseria e la gente di Chiavari deve essere orgogliosa, così come i ragazzi sono orgogliosi di rappresentare la città di Chiavari, quindi secondo me si deve creare questo connubio, no? Questa sinergia tra tifoseria e squadra che già esiste, ma che secondo me deve essere ancora più ampliata. Il nostro telegiornale termina qui, l'informazione ritorna alle 19.15, alle 20.30, 22.45 su Telepace 1 al canale 15, ma prosegue sul canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.